Di sera non giro più, cerco di girare solo di giorno. Non è più come una volta Venezia. Venezia non è più la città di una volta. Diciamo che una volta era più sicura, adesso meno. Certo, sì, questo sì. Non mi sento più sicura come una volta. Non posso più andare a mangiare la pizza con le amiche di sera, questo sì. La zona più interessata è sempre vicino a Rialto, è proprio la zona lì dove ci sono delle volte delle cose molto spiacevoli. Poi anche il coinvolgimento di queste pickpocket, no? Le classiche pickpocket, ne hanno non solo i turisti ma soprattutto anche persone anziane, soprattutto sì. Si sentono sempre meno sicuri i veneziani, soprattutto gli anziani, anche alla luce dei recenti episodi in città. L'ultimo, l'aggressione a 2 turiste americane che sono solite trascorrere a Venezia i mesi invernali. È successo martedì sera. Le 2 donne sono scese alla fermata del vaporetto di San Stae e si sono dirette verso la loro abitazione in zona Ca' Pesaro. Ma mentre camminavano si sono rese conto che un uomo le stava seguendo. A quel punto hanno affrettato il passo, ma lui le ha raggiunte iniziando a parlare in inglese. Quando le vittime sono arrivate nel palazzo, riuscendo a entrare nell'atrio, l'uomo le ha spintonate per entrare con loro e ha tirato fuori il coltello intimando di consegnare il denaro che avevano. A quel punto le donne hanno svuotato le borse, ma a lui non bastava. Terrorizzate si sono messe a urlare così forte che i vicini le hanno sentite e sono accorsi mettendo in fuga l'aggressore, un uomo che hanno descritto come alto, grosso, con i capelli neri e la barba scura. Le donne hanno sporto denuncia, ma ora in zona c'è timore che possa tornare.